Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Siamo al Tour di Estonia, ma sono 3 tappe di pianura. Le facciamo probabilmente per dare un aiuto a qualcuno dei nostri, non so bene a chi, ma dobbiamo farlo. Vediamo nella cronometro magari se riusciamo. Sono 3,7 km. Abbiamo il picco di forma adesso, non l'ho avviato io, si è avviato da solo. Non so, mi sembra un po' sprecato, non è che ci sono tantissime gare, adesso vediamo. Vediamo un po' cosa combiniamo nella cronometro. La prima cronometro Kumendiana, sì, così si può definire. Vai. Questi i primi 50. Bella sta partenza un po'. Ah no, vabbè, è una partenza che ci può anche stare. Vabbè, noi di questi ce ne sbatte niente. E io parto per 108esimo, ok. Come possiamo vedere non ci sono le bandiere russe. Sono oscurate. E vediamo un po'. Ok ragazzi, ci siamo, mancano 4 atleti, 4 ciclisti, 4 professionisti. E poi sbarca veneziano. Prima cronometro per il cubo, vediamo un po', non è che siamo tanto bravi, cioè. 2. Ok. E parte veneziano verso l'Eternity Glory. Partiamo subito a bomba. Dai, come spingi. Però noi in cronometro non è che siamo proprio forti, eh. Infatti, siamo arrivati 60esimi. Madonna, mamma mia. Fuori da tutto, raga. Fuori da tutto. Siamo abbastanza a pippa. Abbiamo perso anche l'obiettivo di giornata, purtroppo. Non positivo, sinceramente. Mediocre. Ok, raga, ho fatto il mio lavoro. Stare 30 km. Adesso noi comunque per sicurezza ci proviamo sempre, che non si sa mai. Che sbagliano qualcosa nella volata e mi vado a pigliare la vittoria. Io ci provo sempre, ragazzi, lo sapete. Solo che in pianura proprio, ragazzi, cioè, è veramente dura, è veramente, veramente. Possiamo anche avanzare un po', tanto. Vai che il Cume ci prova, il Cume ci prova. Il Cume ci prova, non ha nulla da perdere in queste tappe. Bene, perfetto. Siamo veloci. Tom Vertigan. Che palle ste gare però così. Perché mi hanno iscritto a sta gara, non potevo neanche cambiarla perché non avevo i punti necessari. It's incredible, Cume. It's incredible. Ok, però mi sono preso punti. Perfetto. Perfetto, il mio manager è soddisfatto, questo è importante. Vai raga, finiamo questo piccolo tour. Obiettivo raggiunto, questo è l'importante. 25 km in testa, l'ho fatto.
Qualcuno, tirano talmente tanto i primi che non riescono neanche ad andare davanti a tutti. It's incredible. Mancano 4 km. Ma io voglio le tappe di montagna, raga. Bene, ciao. Doppietta spagnola. Andrea Peron quinto, bene, il nostro leader nelle volate. Buono, buono. Sarà contento sicuramente il nostro team principal. Bene. Ok. Perfetto, per un quinto eccellente, 27, ottimo. Adesso andiamo a vedere il nostro calendar. Tour d'Estonia fatto. Adesso abbiamo i campionati italiani. Va bene. E poi il tour rumeno, che però il tour rumeno, se non erro, questo sì che è bello. Vai raga, andiamo con la cronometro, campionati italiani, cronometro. E si parte ragazzi, si parte, si vola verso l'Eternity Glory. Go, go, go. Sono 38 km, ma noi al cronometro abbiamo un più 3 oggi però. Attenzione. Attenzione, s'il vous plaît. Ok, possiamo cominciare magari con un 80, bisogna capire, perché purtroppo nelle gare a cronometro non sono fortissimo. Però nella gara a cronometro in pianura, sì, nella pianura abbiamo un più 3, comunque non siamo messi male come forma, eh. Abbiamo un 72 a cronometro, dai, vediamo il primo intertempo. Possiamo anche velocizzare un po' ragazzi, perché tanto, insomma. Io il primo intertempo starei sull'80, vediamo se è corretto. Siamo primi dopo dopo il primo settore. Obiettivo è arrivare almeno al top 15, però purtroppo è lunghetta, staremo a vedere. 82. Alziamo un po'. Sarebbe bello portare a casa il titolo italiano, ma c'è gente veramente, veramente forte. Siamo un po'. Siamo distrutti, sì. Siamo andati un po' troppo forte, forse. Siamo secondi al secondo intertempo, però siamo finiti adesso, purtroppo. Vediamo come finiamo. Quarti, mamma mia, quarti, benissimo, dai, ma ci sta. Come primo campionato, diciamo, italiano, ci sta alla grandissima. Bravo Cuba. Questo è il top 15 è l'obiettivo. Saliamo bene adesso, eh? Dai, va bene, va bene, va bene. Ah no, però attenzione, manca ancora qualcuno. Sesti, attenzione, ottavi. Pensavo ne mancassero meno ottavi, dai, ottavi, vabbè. Top 10 comunque aggiudicata. Ottavo posto e saliamo anche di livello. Credo, sì. Molto buona. Livello 5. Ok, scegli progressione della caratteristica dell'azione potenziale, accesso alle corsie, alle corsie categorie superiori. Perfetto. Allora, vediamo, riduzione del potenziale, vediamo cosa conviene. 76, 80, io aspetterei ancora. Corse a tappe. Scalatore, mi aumenta molto qua. Cronometro, mi aumenta un po' anche la pianura. Velocista, ne abbiamo bisogno. Scattista, neanche. Classiche del nord, direi di no. Passista, direi del no. Corse a tappe, però diciamo che adesso non ho problemi. Sì, perché collina
non sono ancora al massimo, quindi posso tranquillamente aumentare ancora qua. Vediamo scalatore, mi aumenta l'accelerazione, tutta la parte combattiva. Corse a tappe mi aumenta la cronometro. Farei così. Va bene, aumentato. Adesso tra 2 giorni abbiamo invece il campionato italiano in linea. Vediamo dov'è. Beh, ma chissà. Considerata pianura, però potremmo provare a fare lo scattino nell'ultimo tratto. Male, raga. Sono proprio scoppiato, non so proprio le mie gare queste. Ha vinto Sonny Colbrelli. Massacrati. Ma va bene così. Sono proprio scoppiato a 3 quarti di gara. Ho detto, guarda, vado dritto. Tanto non c'ho nessuna possibilità di arrivare nella top 20. Ok. Buono. Comunque il mio obiettivo l'ho fatto. Quello che dovevo fare 36 km in testa. Adesso abbiamo tra 6 giorni il tour rumeno. Sarà bello questo, perché abbiamo tanta carne al fuoco, anche se non siamo in una gran forma, purtroppo. Ok, buono. Vai raga, andiamo. Prima tappa del tour rumeno ed è una tappa. Cronometro, vai, sono 2,4 km. A questo punto posso partire subito a bomba, però. Cioè, che me ne sbatte. Partiamo subito a bomba. Dai che la vinciamo, la vinciamo, la vinciamo. No, troppo corta, mamma mia. 47esimo. Bene. Ma ragazzi, questa tappa già dura, però con un arrivo tranquillo. Siamo a 12 km dall'arrivo. Nell'ultima salitina potrei tentare qualcosa. Tanto così, tanto per scaldarmi. Adesso ovviamente qualcuno ci prova. Poi come prova a salire, il come prova a sgattaiolare. Veneziano ci prova. Il Cume ci prova, attenzione. Niente da fare, eh. Vai adesso, dai. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. 1,6 km per i velocisti, ovviamente. Mamma mia, no, 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 niente da fare. Niente da fare. Vittoria per i velocisti. Non arrivo neanche tra i primi 20. Ma va, quanto le odio le arrivi in pianura. E vorrei tutti in montagna, non proprio mi fanno cagare le rive di velocisti. 33esimo, va bene, dai. Vai ragazzi, inizia il tappone 3. Che ci porta in salita e mi danno tra i favoriti del giorno. Prima volta nella history. Vai. E adesso vediamo, la forma è normale, però in montagna siamo solamente tra i più forti come parametro. Attenzione, parte la nebbia milanese. Nebbione milanese in Romania.
Ok. 21 km di salita ovviamente, a pendenze comunque accettabili. E mo vediamo. Cadono in tanti. Falling behind. Pa, 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 para, pa. Bisogna stare tranquilli, mantenere il più possibile. Insomma, non stancarci troppo. E vediamo se Veneziano porterà a casa la prima vittoria in carriera. 18 km. Veneziano può farcela mai da solo. È scoppiato Querens. Querens ovviamente è scoppiato. Pa, 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 parara. Allora, mancano 16 km. È ancora presto per partire. Non abbiamo ancora il recupero per partire a bomba. Salite importanti. Arriva Duguay. Arriva il buon Duguay. Arriva il meraviglioso Duguay. A supportarmi, speriamo. La salita è sempre più impegnativa. E sta diluviando qui in Romania. Non posso ancora permettermi di scattare perché, ripeto, siamo... comunque abbiamo già metà barra andata. E sono pendenze non impossibili, quindi... Perché, beh, insomma, per carità. Media 5,8, massima 11,2. Vediamo, e qua abbiamo Gabburo zoccarato. Veneziano va su in maniera molto regolare. Attenzione, parte qualcuno. Parte Galburo, Veneziano, prova. Attenzione Veneziano, ci prova adesso. Il Cume ci prova adesso. Vediamo se è fattibile. Vediamo se è fattibile questo primo scatto. Temidas falling behind. Ok. E abbiamo dato una prima botta. Attenzione che il Cume è un po' stanco, però attenzione, stanno partendo già gli altri, non ci credo. Non abbiamo ancora forse le capacità di tenere... Fammi avere la barra, incredibile. È scattato... 5 km, dobbiamo provare ad andare col gel energetico anche. Zaccarin, ma Veneziano sta arrivando. Il Cume sta arrivando, ragazzi. Il Cume a pezzi, ragazzi. Sembra averne di più Zacca. Abbiamo un svantaggio di 27 secondi. Il Veneziano sta finendo. Veneziano sta finendo, purtroppo, le energie. Porca miseria. Vediamo se riusciamo a recuperare un po'. Abbiamo 24 secondi.
Stanno rientrando anche loro. Purtroppo stanno rientrando anche loro. Sarà una salita bella aggressiva, Però il Kuma sembra il più stanco. Veneziano, ahimè, sembra l'uomo più stanco e Zaccaria va a vincere quasi, certamente, purtroppo. Gli altri scattano. Prova a scattare anche Veneziano. Zaccaria va a vincere. Zaccaria, scusate, va a vincere. Veneziano, vediamo se riesce a portare a casa il secondo posto. No. Purtroppo no, terzo va bene, però potevamo forse fare qualcosa di più. È andata così, pazienza. Nebbia e pioggia. Comunque un terzo posto che fa molto molto morale. Certo, per la classifica generale, onestamente la vedo duretta. Vai. Andiamo a vedere la globale, siamo terzi ovviamente nella globale. Montagna terzi, under 25 siamo secondi, porca 6 secondi da zoccarato, affanculo. E settimi nella classifica squadra. Spero siano contenti con i nostri amici. Ok, terzo di tappa. Bene, il team principal e andiamo con la tappa numero 4. Cazzo, una tappa a cronometro però. Ecco, questo forse non ci voleva troppo. Adesso andiamo a vederla. Ok, una tappa di montagna di 11 km. Speriamo bene. Ok ragazzi, andiamo. Siamo ancora tra i favoriti del giorno. Vai raga, andiamo. Siamo messi bene in quasi tutte le classifiche. Partiamo un po' tranquilli, in pianura che sappiamo che non è propriamente la nostra abilità. Vediamo se qua riusciamo a dare tutto perché abbiamo una forma di -1. Questa non ci voleva. Parara. 8 km 2, vediamo se il veneziano riesce a regalarci un'impresa. Vai Cume, vai. La stanchezza mi sembra ancora controllata. Dai Comendone, dai. Purtroppo la forma non mi aiuta. La forma non mi aiuta per niente. Mancano 5 km.
4 km all'arrivo. 4 fottutissimi chilometri. Dai venezianone, dai, 2 km e 9. Mi sembra che stiamo tenendo la velocità corretta, spero. Chilometro e 9, vediamo se riusciamo a portare a casa sto tour. La vedo difficile, almeno un podio lo voglio, però siamo stanchi, siamo stanchi. O nono posto. Niente di eccitante. Zaccarin Show, ragazzi. Il Zacca Show. Il Zacca Show. Sarà Zaccarin a vincere il titolo, penso. Ma il tour. Noi siamo secondi a 1,29. E stiamo vincendo bene. I giovani, attenzione a Vetter, al buon Vetter Eric. Però bene, dai, secondi assoluti non farebbe schifo. Ok, raga, finiamo. Finiamo sto tappone di 5. Sto tour rumeno che comunque ci sta dando il secondo posto nella generale, soprattutto la miglior classifica miglior giovani. Puncher! Ci proviamo ragazzi, ci proviamo, non c'è molto da perdere. Niente, oh. Vai. Non sbaglia mai il gruppone delle volate. Attenzione veneziano. Attenzione veneziano. Ci ho provato, ho sperato per un attimo. Vabbè, andiamo di corsa, tanto. Buono, finisce qua il tour rumeno. Risultati. Portiamo a casa il secondo posto nella generale a 1,29. Ma migliori giovani sotto i 25 anni. Godo, bei punti qua, eh. Bei punti, secondo in generale, buona, perfetto. Tanti punticini. Perfetto, sono iper soddisfatto. Raga, sotto il comandante veneziano, Grand Tour qui in Romania. Speravo di vincere, però pazienza, sinceramente. Pazienza. Adesso il prossimo abbiamo la Vuelta del Portogallo, che ragazzi sono impegnative perché sono 11 tappe belle cazzute, sinceramente ci divertiremo tanto. Poi un altro tour in Romania, questo però non posso levarlo dai coglioni. Vediamo, questo non mi serve a niente. E che palle, è da fare. E niente, così, quindi abbiamo un tour anche croato. Ok. E niente, con questo finiamo perché dopo andiamo, diciamo il tour croato è a ottobre e poi finisce la stagione. Quindi ragazzi abbiamo ancora un bel po' di gare, però quella in Portogallo è bella perché saranno 11 tappe. Ciao!